Una buona serata e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match. Una serata divisa tra storia e attualità, nel particolare Ermanno, storia d'Italia, diciamo, e non solo d'Italia, del mondo, e anche per quanto riguarda la sanità italiana ma anche globale. Certo. Oggi troviamo a raccontare, a rientrare ancora una volta nella Prima Guerra Mondiale. Ricordare quel passaggio è stata una serie di avvenimenti che non basterebbe un'enciclopedia per riuscire a capire cosa è stato quel conflitto. Un conflitto nato da una scintilla, e poi questa scintilla si è propagata e ha creato il primo disastro mondiale. Poi naturalmente l'uomo non impara mai e a distanza di circa 20 anni è tornato a far danni. E noi vorremmo dare un taglio un po' diverso rispetto alla solita commemorazione. Non vorremmo fare una commemorazione, vorremmo che i nostri telespettatori entrassero in quello che era la tragedia di quella guerra, che poi non solo quella, tutte le guerre sono tragedie, ma diciamo, visto che c'è questa ricorrenza, quali sono state le origini di questo conflitto, qual è stato il comportamento, gli interessi che sono intervenuti e tutti gli avvenimenti che naturalmente hanno coinvolto l'Italia in questa situazione. Poi naturalmente parleremo del Covid, perché è importante parlare nuovamente di un problema globale che è stata questa pandemia, che ancora rimane, che ancora non si è risolta, che comunque anche le stagioni hanno il loro peso nell'evoluzione di questa patologia, quindi l'inverno aiuta il virus e danneggia noi, ma soprattutto parleremo poi della terza dose di vaccino, dove molti sono perplessi, ma in realtà è necessaria. È chiaro che la scienza quello che ci può dare ha cercato di farlo, probabilmente ci saranno anche più avanti con un maggiore approfondimento della ricerca, ci sarà la possibilità di un'evoluzione anche dei vaccini, ma per il momento non abbiamo grandi alternative e quindi parleremo con degli ospiti molto importanti. Certo, certo. Allora intanto presentiamo gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione che dedichiamo alla ricorrenza della Grande Guerra. Saluto in studio il professor Patrizio Zanella. Buonasera professore. Buonasera ai telespettatori di TV7 Match. Certo, grazie. Il professor Zanella è uno storico, è un giornalista e anche un docente di storia. E invece abbiamo in collegamento il dottor Andrea Rossi. Buonasera dottor Rossi, grazie, buonasera. Grazie di essere qua nei nostri studi. Ecco, per i telespettatori il dottor Rossi è un dottore di ricerca, è uno studioso di storia militare. Ecco, e poi invece abbiamo qui in studio, lo saluto, anche Michele Boato. Buonasera Boato, grazie di essere qui con noi, direttore dell'Istituto Veneto Alex Langer e anche un pacifista, possiamo dire così, no? Non violento. Un non violento, certo, benissimo, grazie. Ecco, con voi allora cercheremo un po' di raccontare la guerra per quello che è stato. Ecco, come giustamente diceva Ermanno, cercheremo di far capire veramente, cioè se possibile, perché è difficile immaginare di trovarsi in condizioni tali, ma raccontarla come la storiografia tradizionale non la racconta, o comunque su certi punti tende a sorvolare, diciamo, li cita ma non ci entra. Il problema è un po' più complesso. Diciamo che noi usiamo dei mezzi di comunicazione, per esempio la parola, la scrittura, che è stato il mezzo più importante che l'uomo ha scoperto per riuscire a raccontare e ricostruire una determinata epoca. Ma naturalmente, per quanto la nostra fantasia ci possa aiutare, la parola è sempre estremamente arida.
non riesci mai a entrare nei fatti così come avvengono. Diciamo che un aiuto un po' più, diciamo, un aiuto maggiore ce lo dà il video, oltre che l'audio, oltre che la parola, e quindi ci aiutiamo anche con le immagini, ma anche queste naturalmente hanno il loro limite. Chi ha vissuto quell'epoca, faccio solo un esempio, Ermanno Olmi ce l'ha raccontato, no? Come si viveva dentro una trincea a quell'epoca. Ecco, io vorrei che i nostri telespettatori stessero per 5 minuti dentro quella trincea, dove non c'era nulla, c'era solo sterco, c'era di tutto, topi, c'erano pulci, c'erano la pioggia, la neve, tutto, e non potevano nemmeno sopravvivere, le malattie maggiori le prendevano in trincea. Non si poteva nemmeno sgraffiare un dito perché era un'infezione che era irreversibile. Allora, andare nel dettaglio è difficile, ma questa sera ci proviamo con i nostri ospiti. E quindi direi che noi partiamo da delle frasi che ha detto il nostro attuale pontefice, andando a visitare il cimitero francese dell'ultima guerra. E dice delle parole che naturalmente sono sempre valide, ovvero che l'uomo deve imparare ad abbandonare questa strada, appunto, del conflitto, dell'uccidere l'altro perché vuole avere ragione lui, ma naturalmente non posso spiegare queste parole. Lasciamo al pontefice la possibilità di esprimersi con il contributo numero 1. Mi sono fermato davanti a una tomba, lì. Un connu, mort pour la France, 27 juin 44. Neppure il nome. Nel cuore di Dio c'è il nome di tutti noi, ma questa è la tragedia della guerra. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore. Ma noi, che stiamo in cammino, lottiamo sufficientemente perché non ci siano le guerre, perché non ci siano le economie dei paesi fortificate per l'industria delle armi. Oggi la predica dovrebbe essere guardare le tombe. Morto per la Francia. Alcuni hanno il nome, alcuni pochi no. Ma queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. Fermatevi. Professor Patrizio Zanella, prego. Il monito del pontefice è estremamente acuto, è importante, è profondo e lo si può leggere con la psicologia di oggi, con la crescita anche di una sensibilità verso il valore della persona, verso anche la tragedia che accompagna tutti i conflitti di ogni parte del mondo. Se invece cerchiamo di capire che cosa può essere accaduto all'inizio del XX secolo perché le nazioni abbiano scelto appunto di impegnarsi in un conflitto che ha seminato un'immane ecatombe appunto di morti. Ricordiamo che sono 10 milioni i morti della prima guerra mondiale, 650.000 solo il tributo italiano. Tra l'altro va ricordato che di questi 650.000 più di 200.000 sono considerati ignoti, quindi vuol dire che un soldato su 3
appunto, come abbiamo sentito dal pontefice, cioè sconosciuto. Proprio in questi giorni di novembre tutta l'Italia, ho visto anche molte immagini, si è commossa per l'anniversario del Milite Ignoto. Tutto questo fa capire che c'è consapevolezza, ma c'è anche coscienza di quale tributo di sangue i soldati siano stati costretti a lasciare in quella immagine, in quella, diciamo, terribile esperienza che fu appunto la Prima Guerra Mondiale. Professor Andrea Rossi, un commento sulle parole del pontefice. Il commento è, diciamo, sufficientemente chiaro di per sé. Cioè, mi viene da pensare questo, che il grande predecessore del pontefice, che era Benedetto XV, che l'aveva definita l'inutile strage. La verità è che la percezione di alcuni illuminati di allora era molto diversa anche dalla percezione che abbiamo oggi in riferimento ai conflitti. Ci sarebbe poi da dire, probabilmente ci torneremo anche su quello che era il tema generale della violenza come elemento risolutore dei conflitti, che era un'idea che era trasversale, diciamo, un po' a tutte le ideologie di allora. E che cosa abbiamo imparato oggi da quello? In realtà chi si opponeva a quel modo di vedere, cioè chi si opponeva alla guerra come strumento risolutore, a quell'epoca lì era confuso in una maggioranza di persone che la guerra la vedevano con entusiasmo. Una delle cose che più lascia impresse di quella stagione, cioè del 1914-1915, è vedere nei filmati di allora, quelli che sono ancora recuperati e recuperabili, come la mobilitazione generale in Germania, in Francia e anche in Italia, ma anche in altri paesi, insomma, venne i treni con i soldati che andavano al fronte venivano salutati dalle donne con i fazzoletti in mano che salutavano. È difficile con l'occhio di oggi capire qual era il sentimento di allora e probabilmente si fatica anche a mettersi nei panni di quella generazione che fu con una minoranza tirata a fare la guerra, ma che poi la guerra divenne un fenomeno con cui tutti ebbero a che fare, civili e militari. Non c'è dubbio, però non trovo una giustificazione solo sul fatto che allora si pensava così, perché l'imperatore Francesco Giuseppe era un cristiano credente. Come è riuscito a pensare una cosa di questo genere? E non era la prima volta che lo faceva. Ricordiamo che qualche anno prima, circa 15 anni prima, l'Europa è andata in Cina e di questo se ne parla poco e ne parleremo in altre occasioni. E lì abbiamo fatto un massacro terribile perché tanto i cinesi sono una popolazione derisa e quindi possiamo andare lì e fare quello che vogliamo e abbiamo fatto dei massacri. Allora mi domando come possiamo educare le prossime generazioni a un comportamento totalmente diverso. Michele Boato. Ma io credo che ci siano stati strumenti di propaganda enormi e di strumentalizzazione. Ricordiamoci che la maggioranza del Parlamento già allora era contraria ad entrare in guerra. Ci furono manovre che passarono attraverso il re, attraverso i vertici della politica. Poi la mobilitazione dei giovani ricchi, che poi in guerra qualcuno ci andava e molti no, gli studenti universitari facevano il resto con i direttori dei giornali che dovevano vendere le copie, ma
La maggioranza della popolazione analfabeta, contadina, eccetera, della guerra proprio non voleva saperne, e lo si dimostra dal fatto che appena arrivavano poi lì nelle trincee, insomma, chi legge i libri di Uomini contro, insomma il film Uomini contro, Un anno sull'altipiano, eccetera, vede la testimonianza del fatto che c'era una distanza abissale fra le parole dette e la realtà, quella che adesso hai raccontato anche tu dentro la trincea, eccetera. E la voce del Papa non era la voce di un isolato, era il sentire forse della stragrande maggioranza, non della maggioranza, ma che non poteva dirlo perché c'erano poi i carabinieri alle spalle pronti a fucilarli se per caso avessero cercato di tornare a casa, o c'erano comunque tutte le sevizie che abbiamo conosciuto dal generale Cadorna in giù. Io credo che adesso sia una situazione estremamente diversa, cioè non siamo assolutamente in quella situazione. Le conoscenze, la formazione, la cultura, le esperienze sono, insomma, il fatto che il fascismo è caduto proprio perché ha voluto fare una seconda guerra, e l'elemento principale non è stato tanto la legge razziale, è stato proprio il fatto di aver costretto l'Italia a un altro macello, tra l'altro ancora più di civili, perché 600.000 i morti militari, ma 600.000 i morti civili, e nella seconda guerra molti più i civili, quindi la guerra oggi è vista con orrore nelle popolazioni dell'Europa, sto dicendo dell'Europa adesso, e invece viene strumentalizzata in situazioni dove ancora l'ignoranza la fa da padrona, o l'ignoranza o la dittatura. In Africa spesso l'ignoranza, in altri posti la dittatura, magari con vari passaggi anche ricattatori, come sappiamo nelle Asie, insomma. Bene, allora passiamo all'inizio del racconto, e abbiamo creato un contributo da Sarajevo all'ingresso degli Stati Uniti nel conflitto. Sappiamo che c'è stata un'escalation, non è scoppiata tutta insieme. Siamo partiti da un tragico evento che è Sarajevo, e lo vedremo dopo, andremo piano piano a capire come gli altri paesi erano già predisposti ad entrare. E entrarono nel giro di pochi giorni. Fu una sorta di reazione a catena, se vogliamo dirla come diciamo in maniera più scientifica, una reazione a catena che portò al disastro totale. Contributo numero 2. L'assassinio a Sarajevo dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'impero austro-ungarico, avvenuto il 28 luglio 1914, fu l'episodio che innescò in rapida sequenza gli eventi che avrebbero dato inizio alla prima guerra che coinvolse tutta la popolazione del pianeta. Un conflitto privo di reali motivazioni e mosso esclusivamente dall'arroganza di 4 imperatori che coinvolgono ben 28 paesi, provocando oltre 10 milioni di morti, e si concluderà con la pandemia più terribile della storia, la spagnola, che a sua volta provocherà oltre 50 milioni di morti. A fronteggiarsi da un lato la coalizione della triplice intesa Inghilterra, Francia e Impero degli Zar, a cui si aggregheranno in successione Giappone, Italia e Stati Uniti. Dall'altra parte l'impero prussiano e l'impero austro-ungarico, a cui si aggregherà anche quello ottomano. L'omicidio di Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria da parte di Gavrilo Princip, è l'innesco del conflitto. Gavrilo Princip è uno studente ventenne appartenente alla setta segreta Crnaruka o Mano Nera, che combatteva per l'annessione della Bosnia alla Serbia. Princip ritiene di risolvere il problema uccidendo Francesco Ferdinando e la consorte Sofia Hohenber. Per l'imperatore Francesco Giuseppe la responsabile dell'attentato è invece la Serbia. La domanda nasce spontanea: come avrebbe potuto Gavrilo Princip, appena ventenne, a organizzare tutto da solo senza un appoggio ad alto livello? Tra Serbia e Austria comunque i rapporti già tesi assumono toni tragici. Per cui il 23 luglio l'80enne imperatore Francesco Giuseppe dà un ultimatum alla Serbia, incolpandola di connivenza con l'attentatore.
Questo venne preso come pretesto dall'imperatore austro-ungarico per dichiarare guerra alla Serbia, divenendo quindi il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Il rimbambito Francesco Giuseppe sottovaluta la situazione internazionale, innescando il peggior conflitto della storia, che coinvolgerà 28 paesi del mondo, quale prima tragica forma di globalizzazione. La Serbia respinge l'ultimatum e il 28 luglio l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. La Russia zarista, da sempre interessata ad avere un ruolo primario nei Balcani e vicina al popolo serbo per avere uno sbocco sul Mediterraneo, a cui si somma l'aspetto religioso della fede cristiana ortodossa, ha già mobilitato l'esercito. La Prussia ravvede un pericolo di guerra imminente e per questo lancia un ultimatum alla Russia: entro 12 ore sospendere la mobilitazione militare. Un secondo ultimatum è inviato anche alla Francia per una richiesta di neutralità in caso di conflitto russo-prussiano. Per garanzia, i francesi avrebbero dovuto cedere provvisoriamente alla Prussia le fortezze di Mels, Toul e Verdun, come da accordi a suo tempo sottoscritti a Parigi. La Russia non risponde all'ultimatum e la Prussia il 1 agosto mobilita l'esercito, a cui farà seguito la dichiarazione di guerra. Parigi invece risponde che agirà conformemente ai suoi interessi e l'8 agosto la Prussia dichiara guerra anche alla Francia. A questo punto, secondo gli accordi con Parigi, interviene l'Inghilterra. Il 1 agosto Londra mobilita la flotta per garantire alla Francia la difesa della costa del Mare del Nord e dopo 2 giorni invia a sua volta un ultimatum alla Prussia per intimare il rispetto della neutralità del Belgio. Ma così non sarà. Il Belgio aveva negato ai soldati di Guglielmo II il consenso al passaggio sul suo territorio come richiesto il 2 agosto, ma il 4 agosto le truppe prussiane passano il confine belga per aggirare le fortificazioni della linea di difesa del nord della Francia. L'Inghilterra quindi entra in guerra contro la Prussia. In questa escalation si aggiungono la Serbia con la dichiarazione di guerra alla Prussia del 6 agosto. Lo stesso giorno lo farà anche l'Austria-Ungheria con la Russia. L'11 e il 12 agosto Francia e Inghilterra dichiareranno guerra all'Austria-Ungheria. Il quadro iniziale è completo, poi entreranno nel conflitto altre nazioni. Nell'agosto del 1914 entra in guerra il Giappone contro la Prussia. Il casus belli sono la proprietà delle colonie tedesche in Oriente, ma anche gli impegni presi per la difesa degli interessi coloniali britannici nell'area. Il Regno d'Italia entrerà nel conflitto a fianco dell'intesa nel maggio del 1915, dopo aver firmato il patto di Londra con i rappresentanti della Triplice, che prevedeva in cambio dell'entrata in guerra compensi territoriali importanti, come l'intero territorio della Dalmazia, Trento e Trieste. L'ingresso tra i belligeranti dell'Italia serviva soprattutto ad aprire un nuovo fronte, quello sulle Alpi orientali, che avrebbe costretto gli imperi centrali a spostare soldati da altri fronti, alleggerendo in particolare il fronte franco-prussiano. Il 6 aprile 1917, per ultimi, entrano in guerra anche gli Stati Uniti, dopo l'affondamento del piroscafo Lusitania, avvenuto nel 1915 ad opera dei sottomarini prussiani. Ma non solo per questo episodio, era infatti in corso una guerra sottomarina che minacciava il ricco commercio americano con i paesi in conflitto in Europa. La flotta imperiale prussiana attaccava e affondava indifferentemente le navi mercantili di tutti i paesi, anche quelli non in guerra. Gli Stati Uniti portarono nuove armi e quasi 2 milioni di soldati non addestrati, dopo che gli europei erano stati decimati dai gas, dalla fame, dalla spagnola e dalle malattie veneree. Il caos, innescato il 24 giugno del 1914, avrà fine nel 1945. Ecco, questo è un rapido excursus di come è successo e come i paesi sono subentrati, ma parliamo in particolare dell'Italia. L'Italia vuole spiegarci, il professor Zanella, qual è stato il motivo per cui l'Italia ha voluto entrare e come è entrata nel conflitto quando praticamente appartenendo alla Lega, diciamo, Germania, Prussia, Austria e Italia,
i due paesi sono entrati in guerra, quindi l'Italia non aveva nessun obbligo di entrare a sua volta in guerra e quindi è rimasta fuori. Ed era stata una fortuna. Prego, professore. Sì, il ruolo dell'Italia emerge subito come un ruolo di attendismo, si può definirlo così, non di pacifismo, perché quel dibattito che si svolge dal 14-15, anche se può essere all'insegna fra interventisti, neutralisti, sostanzialmente la politica e anche lo stesso esercito italiano non è pronto per entrare in un conflitto armato. Quindi la versione di un pacifismo iniziale non è sufficiente a spiegare l'estraneità della guerra nei primi mesi in cui decide di starsene fuori. L'altra cosa che può essere, diciamo, meglio evidenziata è che l'Italia era stata sì parte della triplice alleanza con Austria e Germania e doveva, diciamo, mantenere fede a questo accordo, ma è anche vero il fatto che da come la guerra si sviluppa, ovvero la dichiarazione di guerra dell'Austria-Ungheria contro la Bosnia, la Serbia, i paesi dei Balcani, ecco, è una dichiarazione di guerra in cui è l'Austria stessa che fa la parte dell'aggressore. E quindi l'Italia ritiene formalmente di potersi starsene fuori, perché l'obbligo italiano sarebbe dovuto scattare di allearsi a questi due alleati solo in caso di un'aggressione subita, e questo formalmente la tiene, si può dire, ai margini. La motivazione però, come sappiamo, è di ordine tecnico. Gli stessi i vertici dell'esercito militare, è interessante perché in quell'anno lo stesso Cadorna, che subentra a Pollio come militare dell'esercito italiano, Cadorna non sa come prepararsi alla guerra, perché non sa se deve muovere delle armate verso la Francia, cioè contro la Francia per rispettare la triplice alleanza, oppure se deve puntare sul nemico proprio contro l'Austria o l'Ungheria. Insomma, interessanti i mesi di incertezza che vigono proprio all'interno del dibattito, ovviamente che si svolge sotto banco. Certamente. Andrea Rossi, la sua opinione sull'opportunità dell'Italia da entrare e quali sono stati i motivi per cui fu presa questa decisione? C'erano delle pressioni fortissime, cioè è inutile che andiamo a, diciamo, ridire cose risapute. Nel momento in cui soprattutto il giovane Benito Mussolini passa dai socialisti a fondare un giornale indipendente che inizialmente si chiama Giornale Socialista, ma che sappiamo poi essere fortemente finanziato dall'economia britannica, che finanziò non solamente il Popolo d'Italia, ma finanziò tutti praticamente gli organi di stampa e quindi i media dell'epoca per fare una forte propaganda a favore dell'intervento. È inutile dire che c'erano delle pressioni economiche internazionali che erano molto forti per i motivi che erano poi esposti nel servizio. Cioè nel momento in cui si era capito... In quel momento Mussolini fa uno strappo col Partito Socialista. Assolutamente, certo. Assolutamente sì, però bisogna dire una cosa importante, e questo dovrebbe fare riflettere molto, cioè in realtà il movimento socialista europeo era spaccato, perché la prova del fuoco dell'internazionalismo, che doveva essere il grande movimento socialista europeo che si opponeva a una guerra che avrebbe opposto proletari a proletari, fallisce. Ci sono nella Svizzera dei dialoghi fra i capi di quello che era il movimento socialista in Germania, che era un movimento socialista, ricordiamolo, fortissimo, con i capi dei movimenti socialisti francesi, con quelli italiani, e non c'è un'intesa, quindi in realtà Mussolini è la punta dell'iceberg del fallimento dei grandi movimenti organizzati, perché parliamo di quelle che erano all'epoca le prime grandi organizzazioni politiche di massa che erano in Europa.
Questa secondo me è una parte su cui occorre anche riflettere molto, perché certo c'era un'opposizione popolare diffusa in tutta Europa contro la guerra, però quando si tratta, nel momento in cui la guerra è dichiarata, di fare opposizione sociale alla guerra, l'opposizione sociale nasce non subito, nasce diversi anni dopo, nasce in Italia dopo la rotta di Caporetto con i moti per il pane a Torino piuttosto che altrove, nasce in Germania molto dopo, quando la popolazione civile comincia a soffrire la fame, c'è l'ammutinamento del porto di Amburgo. Nasce in Francia dopo che cominciano le decimazioni sul fronte contro la Germania, ma l'elemento centrale nel ragionamento pacifista, che già esisteva all'epoca, è che è la dimostrazione di un fallimento dell'internazionalismo. E purtroppo questo è dimostrato nei fatti. Non si trova l'accordo fra quelli che erano i grandi movimenti pacifisti dell'epoca su come opporsi socialmente a quella che sarebbe stata poi la strage più devastante della prima parte del Novecento. Certo, allora in questo senso passiamo al terzo contributo. No, su questo volevo dire una cosa. Prego. In quella spaccatura e la cosa orrenda in cui i socialisti in Germania, in Francia votano i debiti di guerra, quindi tradiscono il pacifismo che era la loro bandiera. Ci sono due figure che remano dall'altra parte, sono Rosa Luxemburg in Germania, Polonia, e Lenin che non era in Russia ma che teneva. E sono queste la Rosa Luxemburg non riuscirà a far cambiare la situazione tedesca nonostante ci puntasse molto, perché era polacca e quindi non aveva quella. Lenin ci riesce perché la rivoluzione russa nasce proprio dal rifiuto della guerra, dall'abbandono della guerra e dalla pace di Brest, insomma, perché i soldati volevano terra, pace e pane e non volevano più morire. Questa cosa ha creato la fine della seconda internazionale, la nascita della terza, eccetera. Cioè c'è un momento nella guerra in cui c'è anche una risposta, purtroppo molto tardiva, alle cose che sono appena state dette. Certo, la cosa curiosa di tutta questa vicenda, soprattutto che riguarda Lenin, è che a fare la rivoluzione lo aiuta molto la Prussia, i tedeschi, certo. E ne parliamo più avanti. Certo. Quindi passiamo al prossimo contributo. Italia in guerra, un grande business. Quando il 24 maggio 1915 le truppe italiane attraversano il Piave dichiarando di fatto unilateralmente guerra ai suoi ex alleati, era passato un mese dalla firma del patto segreto di Londra tra il Regno d'Italia e la Triplice Alleanza, formata da Francia, Inghilterra e Russia. L'Italia era in trattativa anche con la Triplice Intesa, di cui era già da anni alleata di Austria e Prussia, che l'avevano fortemente appoggiata durante la guerra di Libia contro gli anglo-francesi e prima ancora nella guerra dei Boxer contro la Cina. Il patto di Londra prevedeva futuri compensi territoriali che saranno riconosciuti parzialmente a fine conflitto. Per entrare in guerra l'Italia tentenna e si mette all'asta al miglior offerente. Vengono scartate le allettanti offerte di Austria e Prussia, che chiedevano solo l'astensione dell'Italia dal conflitto. L'Italia invece preferisce entrare in guerra a favore della Triplice per una esclusiva questione di affari. A fare pressione per l'intervento è il mondo industriale, perché i francesi fanno grande pressione pagando le voci più significative dell'epoca, come D'Annunzio e il Corriere della Sera. L'Ansaldo, la maggiore azienda di produzione bellica, fa un mega aumento di capitale, poi sottoscritto dai francesi che chiedono l'intervento. Per gli industriali italiani, ma comunque per tutte le industrie europee, è l'occasione mirabile per fare soldi. La produzione era già in aumento e la tecnologia aiuta a incrementare
la produzione. Al fronte serve tutto, dal vettovagliamento ai trasporti, alla sanità, alle case di tolleranza, al vestiario. La Fiat, l'Ansaldo, la Breda e tante altre industrie giustamente patriote, sostenitrici della guerra per le prospettive di sviluppo attraverso le commesse dello Stato. Naturalmente migliaia di giovani vite venivano spezzate al fronte, ma era un passaggio obbligato per amore della patria e per il giusto lucro sulla pelle degli italiani. Vi è da dire che quello che l'Italia ottenne dopo il conflitto lo avrebbe comunque ottenuto da Austria e Prussia se fosse rimasta fuori dal conflitto, ma al denaro è difficile dire di no, ma questo non fu solo un problema italiano. Tutta l'industria pesante mondiale fu coinvolta nella speculazione. La corsa agli armamenti è affidata alle tecnologie. Lo sterminio di massa è il primo e unico fine. La scienza era applicata alla produzione di armi sempre più devastanti. Il concetto era più ammazzo, più vinco. Ma questo business agli industriali non basta e innescano un ciclo scellerato, ma per loro virtuoso. La corruzione su vasta scala delle forniture belliche, producendo fatturazioni e consegne fasulle al fine di decuplicare gli utili. Mentre i soldati al fronte erano obbligati a sacrificare la loro vita per la patria, gli industriali di allora si arricchivano con invenzioni assurde, ad esempio le corazze di fattura medievale che dovevano fermare i proiettili. Queste furono collaudate di fronte al fuoco delle mitragliatrici austriache. Il risultato fu una strage di patrioti italiani. Questo avveniva mentre i prussiani collaudavano la Bertha, cannone dei Krupp, che sparava proiettili da mezza tonnellata a 12 km di distanza ad una velocità di 1500 km all'ora. Sul fronte italiano i rifornimenti non venivano consegnati, ma le fatture arrivavano al Ministero della Guerra e regolarmente pagate. I prodotti consegnati erano sovente avariati o la merce venduta a prezzi 3 o 4 volte superiori a quelli di mercato. Tutto questo creò una voragine nel bilancio dello Stato. Ciò influenzerà negativamente il dopoguerra, contribuendo a creare una crisi economica che peserà sulla schiena dei reduci, che non troveranno lavoro. Al termine del conflitto fu istituita una commissione parlamentare d'inchiesta. Saranno trovate le prove e le testimonianze dalle quali risultò che quasi tutte le forniture erano finite nel meccanismo corruttivo. La guerra lascerà un debito 6 volte superiore alla somma dei debiti accumulati da tutti i precedenti governi d'Italia. Solo il debito verso l'estero ammonterà ad oltre 20 miliardi. A risolvere il problema fu Mussolini, che alla vigilia della marcia su Roma incontrò i massimi industriali che promisero il loro appoggio in cambio dello scioglimento della commissione d'inchiesta. E così fu. Al danno finanziario vanno sommate le vittime di guerra, che rappresentano il costo economico più grande. 1 milione di morti o giovani rimasti invalidi per le ferite non potevano più lavorare e se vengono valutati anche solo 1.000 lire dell'epoca ciascuno, la perdita per l'economia era di 1 miliardo di lire ogni anno. In barba alla tanto decantata patriottica vittoria, il paese esce dal conflitto impoverito e devastato, quasi impossibile stimare la somma effettiva dei danni provocati dalla guerra. Centinaia di migliaia di giovani italiani erano stati obbligati a morire per un re ingrato e stupido. Fu Diaz a rilanciare il concetto di patria dopo Caporetto e motivare la truppa dopo il glaciale silenzio di Cadorna che obbligava la truppa ad una feroce sottomissione. Il suo detto: meglio mandare all'attacco la truppa perché i proiettili costano di più. I soldati mandati all'attacco non avevano scelta, o essere colpiti dal fuoco austriaco o arretrare per essere colpiti dai militari dell'Arma dei Carabinieri che sparavano su chi arretrava. Solo alla fine della guerra fu inventata la canzone del Piave, che non fu mai cantata dai soldati in trincea. Fu dopo il conflitto che ci fu la rivolta dei reduci perché non venivano date le terre ai sopravvissuti o accolti nelle fabbriche occupate dalle donne assunte durante il conflitto con uno stipendio dimezzato. Dopo la guerra il Piave fu l'inno della patria. Fu dopo la guerra che Mussolini colse il consenso delle vittime sopravvissute, anche se poi vennero nuovamente ingannate con il secondo conflitto mondiale.
Una buona funzione alla riappacificazione dell'Italia fu la costruzione della tomba del Milite Ignoto, già in uso in altri paesi che avevano partecipato al conflitto. Si trasformava così il soldato italiano da vittima ad eroe e si dava onore ad una morte assurda e immotivata. Le terre conquistate 20 anni più tardi venivano definitivamente perdute in una guerra che fece ancora più morti. L'importante è ricordare i caduti per il loro sacrificio e perché l'umanità non torni a commettere altre guerre. Quindi, quali erano le reali motivazioni di questo conflitto? Perché chiaramente parliamo sempre di liberare Trento, Trieste e anche altre città dalmate, ma il numero di morti avvenuto durante il conflitto superava di gran lunga gli abitanti di queste province, di queste città. Ne valeva la pena? Professor Zanella. Dal punto di vista formale, l'entrata in guerra dell'Italia è per compiere la cosiddetta quarta guerra di indipendenza, ovvero completare un'unità d'Italia che sembrava monca. Mancavano ancora il Trentino Alto Adige, mancava ancora il versante orientale e possibilmente allargarsi anche sui territori oltre l'Adriatico. Questi sono un po' gli obiettivi dal punto di vista strategico-militare. Ma ce ne sfugge un altro di motivo che è molto più importante. C'era anche una volontà di essere annoverati, parlo per l'Italia, di essere annoverati fra le grandi potenze. C'era una volontà imperialistica allora, serpeggiante un po' a destra e un po' a sinistra, non si può dire che non fossero ideali in qualche modo che avevano una simpatia da ambe le parti, ecco. Il filmato ha fatto così un'equiparazione forse che merita un approfondimento. Quando si sostiene che l'Italia avrebbe guadagnato comunque rimanendosene fuori Trento e Trieste, anche non è propriamente così, perché l'impegno che l'Italia aveva tenuto sotto banco con l'Inghilterra e la Francia, firmato nel 15 di aprile del 15, ecco, quindi verso il 14 aprile del 15, era un impegno dove erano ben stabilite le clausole di che cosa avrebbe ottenuto e sostanzialmente lo ottiene, il 90% di quello che gli è stato promesso lo ottiene. Mentre un mese dopo, quindi in maggio, l'Austria e la Germania chiedono all'Italia che gli avrebbero garantito comunque Trento, ma solo per quanto riguarda i territori che parlavano tedesco. Quindi Trento, Bolzano, Rovereto sarebbero comunque rimasti austro-ungarici. Trieste avrebbe dovuto rimanere una città imperiale libera, quindi non era assicurata neanche l'annessione di Trieste. E alcuni analisti dicono ancora di più, che l'Italia avrebbe avuto pesanti conseguenze se l'Austria-Ungheria avesse vinto, perché sarebbe stata accusata di slealtà, di non aver partecipato al conflitto, e risarcirla con dei territori che dicono tutti che sarebbe stato molto improbabile, per cui la scelta alla fine è stata quella più conveniente, se vogliamo usare le categorie del tempo, ovviamente, poiché non è detto che questo fosse ottenibile con la posizione di Giolitti, perché Giolitti in questo momento caldeggiava: se l'Italia se ne sta fuori potrebbe ottenere parecchio. Con questo aggettivo del parecchio si è discusso molto, ma quant'era questo parecchio? Ecco, dopo si è visto sulla carta che l'Austria-Ungheria era disposta a riconoscere, ma non quello che invece col patto di Londra l'Italia è riuscita a ottenere. Sì, certamente, diciamo, un conto sono i patti che si fanno prima, un conto poi mantenerli, e lo faranno anche però gli alleati. Non ci daranno tutte quelle terre che hanno promesso, perché proprio loro le avevano promesse anche ad altri, ai serbi, le avevano promesse ad altre etnie che erano entrati in guerra naturalmente contro l'Austria. Un'ultima postilla che a corredo di questo filmato: c'è stata indubbiamente una camorra soldatesca,
è proprio riconosciuto come ci fossero delle ruberie a tutti i livelli. Intanto l'industria era poco sviluppata, la ditta Krupp fornisce obici in ritardo, gli elmetti lo stesso arrivano 1 anno e mezzo dopo che l'Italia entra in guerra, gli alpini in montagna ricevono una mantellina di lana e non impermeabile perché era troppo costoso. E c'è tutta una serie di disfunzioni, ma di ruberie o di grasserie, perché tutto questo materiale che era inviato ai soldati al fronte trovava 1000 rivoli per disperdersi. E poi i fucili stessi erano insufficienti, avevano fucili cosiddetti del 91 e facevano esercitazione con pezzi di bastone. Certo. O un fucile doveva bastare per 10 soldati, Sì. almeno all'inizio come esercitazione. Certo. Andrea Rossi, ma questa industria è così, diciamo, incidentalmente coinvolta nella guerra o è l'industria che stimola il conflitto? E se ci fosse stata una strategia nell'entrata in guerra, probabilmente la soluzione dell'Italia sarebbe stata diversa. Non c'è strategia nell'entrata in guerra dell'Italia, salvo dei patti dove se entro in guerra e se vinciamo mi darai un determinato territorio. Ma non c'è una strategia globale per l'Italia, c'è una strategia globale solo di interessi di alcuni italiani che naturalmente contano molto. Prego, professore. Allora, sulla storia delle economie di guerra è una storia interessantissima, perché l'economia di guerra è quella cosa che dovrebbe presupporre uno sforzo collettivo, cioè tutte le industrie si uniscono per fare l'interesse della nazione e anche alla fine per fare il proprio di interesse. È una cosa che in Europa non tutti capiscono subito, ma alcuni lo capiscono piuttosto velocemente. Fra questi soprattutto ci sono i tedeschi e gli inglesi, che capiscono che occorre standardizzare, cioè le cose che vengono fatte devono poter fatte con identico brevetto in tutte le industrie della nazione. La cosa che è, diciamo, particolare dell'Italia, ma che è davvero un tratto distintivo che ci fa capire anche molto della nostra psicologia, è che anche in queste forniture, che in alcuni casi sono anche fatte di fatture gonfiate, di prodotto scadente, di poco sviluppo tecnologico, non è stata detta una cosa, che c'è anche la concorrenza fra industrie. Cioè l'Ansaldo produceva materiale che non era utilizzabile dal materiale che veniva prodotto dalla Fiat. I camion dell'Ansaldo non avevano pezzi di ricambio che non erano compatibili con quelli prodotti dalla Fiat. Il materiale bellico, gli armamenti, le munizioni, si facevano la guerra sui calibri in maniera tale che nessuno potesse usare quelli dell'altro, che con l'occhio di oggi appare tragicomico, perché in realtà alla fine, se uno ci pensa bene, era una sorta di grande mangiatoia per tutti, ma la miopia dell'industria italica, che poi è quella che possiamo osservare fortunatamente in tempo di pace anche oggi, è quella che il primo avversario non è il nemico della nazione, il primo avversario è il tuo concorrente nel mercato interno. E quindi non viene detto, ma è risaputo, che c'era una lotta all'ultimo sangue per la commessa bellica e per avere il monopolio su determinate commesse belliche, ma anche con sgambetti, come dicevo, che producevano dei danni allo sforzo militare della nazione. Questo è poi un tratto distintivo che si vede anche poi successivamente nella Seconda Guerra Mondiale, quando tutti i grandi paesi del mondo producevano in modo standardizzato pezzi e ricambi e noi producevamo praticamente, anche solamente a parlare della nostra aviazione, degli aerei che non avevano l'uno i ricambi per l'altro, perché i pezzi della Reggiane non andavano bene per quelli della Fiat, non andavano bene per quelli della Macchi e non andavano bene neanche per quelli della Caproni, che è un assurdo, però il meccanismo capitalistico che si era venuto a creare in Italia, che era un meccanismo capitalistico ritardato, infelice
e perdente, perché nella fine della fiera si ingrassano i monopolisti, ma non c'è un vero sviluppo tecnologico, è un male endemico. Questa è proprio la nostra borghesia che fa così, la grande borghesia industriale. Quindi non c'era neanche nell'industria l'unità d'Italia. Assolutamente no, c'era la concorrenza d'Italia. Esatto, è quello che succede anche oggi. Allora, però abbiamo detto che l'Italia entra in guerra anche per farsi notare, voglio essere un paese internazionale, voglio contare anch'io. Allora vale la pena mandare al fronte centinaia, migliaia di persone e farle morire. La politica militare è quella di Cadorna, che lui l'ha anche sintetizzata nel suo libro Attacco frontale e ammaestramento tattico. Diceva che bisognava mandare allo sbaraglio migliaia di soldati, carne da macello, lui non usava questa parola ma era la realtà, perché alla fine bastava arrivare in qualche maniera alle trincee, per cui alla fine loro, gli altri, si sarebbero arresi. Gli episodi invece che vengono narrati da chi la guerra l'ha vissuta, ricordo ancora un anno sull'altipiano, dice che dopo il macello gli ultimi che arrivavano vicino alla trincea succedeva che c'erano addirittura dei cappellani militari tedeschi che dicevano basta, tornate indietro, non vogliamo ammazzarvi tutti. Abbiamo visto la scena delle mitragliatrici che falciavano questi poveri soldati mandati, perché se tornavano indietro gli sparavano coi carabinieri. Attenzione, questa situazione non poteva creare una grande nazione, creava il disastro fra tutti i poveri, che erano quelli che venivano ammazzati, e i ricchi che si arricchivano. Il cambio fra Cadorna e Diaz ha fatto cambiare, cioè c'è un passaggio fondamentale dopo Caporetto tra Cadorna e Diaz. Non c'è, sono finite le decimazioni, è cambiato il clima, si è parlato dell'Italia. Diaz ha cercato in tutte le maniere di riorganizzare il popolo che era lì al massacro, per dire alla fine poi questa è casa nostra, la dobbiamo difendere, ma era tutt'altra situazione rispetto a quella dei 2 anni precedenti, che non hanno creato assolutamente la potenza italiana, hanno creato il disastro del dopoguerra con gli ex combattenti, con centinaia di migliaia di persone invalide e le vedove di guerra, insomma una cosa spaventosa. Io credo che il baratro fra i ricchi industriali, agrari e così via e i poveri, gli analfabeti contadini, con la prima guerra mondiale sia diventato un baratro ancora più grande e non c'era nessuna prospettiva di grande potenza, era tutto sbagliato, tutto. Il re credo fosse il principale responsabile, perché sapeva, era informato e taceva esattamente come ha taciuto con la marcia su Roma, esattamente nella stessa maniera. Certo. Allora ci interrompiamo un attimo perché abbiamo la pubblicità e poi riprendiamo partendo dalla disfatta di Caporetto.